Al Vasi di Jaca di Piraino è andata in scena una sfida dal sapore intenso e dal peso specifico enorme per la classifica. La Nebros, 11ª con 6 punti, cercava il colpo giusto per tornare a sorridere dopo 2 pareggi consecutivi. Il Palazzolo invece arrivava con soli 4 punti e tanta voglia di invertire la rotta per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Alla fine però nessun vincitore, con un 1-1 finale che lascia decisamente l'amaro in bocca ai locali. Ed è proprio la Nebros a partire forte. Dopo 3 minuti va vicinissima al vantaggio con lo Giudice, che semina il panico sulla sinistra e costringe il portiere giallo-verde agli straordinari. Al sesto ci prova De Nadal dal limite destro potente ma impreciso. Pochi minuti dopo è Ferré a rendersi pericoloso quando sul cross invitante di Lo Giudice l'attaccante colpisce di testa ma manda di poco al lato. La squadra di Palmeri insiste, tiene il pallino del gioco e crea ancora. Ci prova Parisi da fuori, il portiere blocca, poi occasione per Neto su assist del solito Lo Giudice, ma il tiro è debole e non crea problemi all'estremo difensore. Nel finale ancora Ferré, che da posizione favorevole viene fermato dalla tempestiva uscita del portiere giallo-verde. Per il Palazzolo da segnalare il gol di Bennis, subito però annullato per posizione di fuorigioco. Nella ripresa non cambia il copione, sempre la Nebros a fare la partita. In avvio ci prova Conti, mancino velenoso e Die risponde con prontezza, ma il Palazzolo non resta a guardare. Carà si avventa su un pallone in aria e impegna Sendin, che respinge, ma tutto viene fermato per posizione irregolare. Al 55esimo l'episodio che accende la gara, contatto in aria su Bennis e l'arbitro indica il dischetto tra le proteste vibranti della squadra di casa, penalizzata in questo inizio di campionato dal quinto episodio contro. Dal dischetto va Carrà che batte Sendin col brivido. Palazzolo in vantaggio 0-1 e panchina giallo-verde in festa. La reazione della Nebros è immediata e di carattere. Al 65esimo Lo Giudice viene steso in aria dal portiere, ma il direttore di gara ferma tutto per offside. La squadra di Palmeri continua a spingere. 2 minuti dopo gran sinistro di Bruno, ma Die si supera e salva il risultato con una parata straordinaria. Il pareggio però arriva al minuto 80, quando Bontempo controlla in aria e col mancino trafigge l'estremo difensore giallo-verde. E 1-1 il Vasi esplode di gioia per l'esperto difensore della Nebros e la terza rete consecutiva in campionato. Finisce così, la formazione di Palmeri sale a 7 punti mantenendo una lunghezza di vantaggio sulla zona play-out. Il Palazzolo invece muove la classifica e raggiunge quota 5 restando in 13ª posizione.